Campora è il segretario di Progress nell'arcipelago dell'indipendentismo in Sardegna. Che cosa rappresenta a Campora quel fiocco verde? Beh, questo fiocco verde è l'emblema, secondo noi, e secondo tutti quanti i sardi che sino ad oggi hanno firmato, che sono più di 12.000 persone, della speranza, di una delle possibili speranze per uscire da questa situazione stagnante e deleteria nella quale noi siamo oggi, ed è il simbolo appunto di un comitato che si chiama Fiocco Verde, appunto, che noi come Progress sosteniamo attivamente, che raccoglie firme appunto per una proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione della Cassa regionale delle entrate. Noi crediamo entro fine di maggio di superare abbondantemente le 15.000 firme necessarie, ed è un tassello fondamentale attraverso il quale, ad esempio, iniziare noi stessi come Sardegna a governare la nostra fiscalità. Questa è la cosa principale. Se qualcuno aveva dubbi, qualcuno che attualmente governa questa nazione, questa Sardegna, sul fatto della legittimità o meno della possibilità che noi potessimo appunto riscuotere sia i propri tributi che i tributi propri della Sardegna, anche la Corte Costituzionale ha detto che non abbiamo di che temere, che possiamo procedere immediatamente. Quindi rappresenta la speranza non solo per noi, ma per tutti quanti i nostri fratelli con i quali siamo solidali, che stanno portando avanti la battaglia su altri fronti, perché questo è un male che attanaglia tutti. Grazie Salvatore a Campora. Sono quasi le 21:30, suicidi di Stato, il titolo della puntata di Monitor, arrivano già tanti messaggi, bell'intervento di speranza del segretario di Progress, uniamoci fratelli sardi, questo è un bel tema, insomma ci vorrebbe una puntata a sé a Campora. Allora, Salvatore a Campora, per far sì che il vostro non sia solo un sogno o un'utopia, un'agenzia regionale di riscossione, insomma, che cosa bisognerebbe fare? Intanto essere indipendenti, no? Questo mi pare il primo passo. Allora, mi riallaccio a quello che mi diceva poco fa. Innanzitutto, riguardo alla galassia indipendentista, io sono anche indipendentista, però io credo che non tutti quelli che sono in questa stanza siano indipendentisti, però stiamo lavorando tutti, ad esempio, allo stesso tema. Quindi io sono per una fiscalità adeguata e che non massacri i cittadini, e sono, ad esempio, anche per l'indipendenza, ma per istituire una Cassa regionale delle entrate. La Corte Costituzionale, con sentenza numero 99 del 2012, ci dice che applicando l'articolo 9 del nostro statuto oggi, certo, senza andare da nessuna parte, senza essere indipendenti, nonostante io ovviamente lo voglia, ma magari più avanti, già oggi possiamo innanzitutto migliorare il rapporto tra un ente di riscossione, un'agenzia sarda delle entrate e i propri cittadini, ad esempio. Ma un'altra cosa voglio sottolineare. Noi, ad esempio, sia come Progress, ma ricordo il Comitato Fiocco Verde è un comitato popolare che noi sosteniamo, ma è sostenuto da diversissimi cittadini che non aderiscono magari a nessun partito politico, che sia indipendentista o che siano altri. È un comitato che può raggiungere, secondo noi, un risultato già importantissimo, che è quello di stare vicini a una fiscalità più a misura dei cittadini. Io, ad esempio, in tutte quante le municipalità nelle quali noi andremo a elezioni amministrative, metteremo come punto imprescindibile quella dell'impegno per il ritiro del mandato di riscossione a Equitalia. Ne parla già il decreto 166 del 2011, ma è un punto che noi, ad esempio, ci sentiamo in dovere necessariamente di portare avanti. Quindi guardiamo con occhi sinceri alle cose come stanno. Sia Equitalia che tutte quante queste leggi che noi oggi ci troviamo a subire non le hanno fatte sicuramente né Progress né gli altri partiti indipendentisti che ci sono in Sardegna. Ci sono delle responsabilità che hanno un nome e cognome, e bisogna essere sinceri e tranquilli con noi stessi quando torniamo a casa e vediamo i nostri fratelli o le nostre madri che piangono anche per le cartelle esattoriali di Equitalia. Quelle cartelle arrivano per responsabilità precisa. Dobbiamo avere la dignità di prendere e ribaltare questa situazione, ma soprattutto per una dignità nostra di uomini. Grazie al segretario nazionale di Progress.
Suicidi di Stato, il titolo di questa puntata in diretta di Monitor, tanti messaggi, vi leggo quello di Pinuccia. Ormai è chiaro che la vertenza Sardegna non rientra nell'agenda politica italiana, lo ha detto anche Mauro Pili oggi attaccando il governo Monti. Non pensate che sia giunto il momento di risolvere i nostri problemi inquadrandoli in un contesto nazionale sardo? Questo messaggio piace molto a Salvatore Accampora. Segretario di Progress, le rilancio una domanda di un telespettatore. Intanto vi prego di firmare, almeno col nome, insomma, gli sms, almeno vi cito, insomma, dove ci scrivete. Come si ricambia la classe politica di questa regione se non siete uniti, Accampora? Dire che lei è giovane, quindi... Con chi? Uniti verso... Bisogna puntare su due cose. Sulle competenze, che sono il primo punto di ricambio reale della classe dirigente, e il secondo aspetto fondamentale è quello di portare avanti dei progetti che siano seri e siano condivisibili. Il discorso è che se, ad esempio, oggi ci lamentiamo del fatto che gli indipendentisti siano disuniti, secondo me sono uniti, perché l'obiettivo è unico e lo portiamo avanti con sfaccettature differenti, ma l'obiettivo è unico per tutti. Ci si lamenta che ci sono 4 o 5 partiti indipendentisti e io invece sono contento, vorrei che ce ne fossero 20 indipendentisti e 10 italiani e unionisti. In realtà abbiamo 4 o 5 partiti indipendentisti e 15 partiti italiani, nessuno si sconvolge, in Catalogna non si sconvolgono, in Scozia neanche, eppure gli indipendentisti hanno il 50%, con una strada più lunga, non dico meno tortuosa assolutamente, però l'obiettivo deve essere questo, portare avanti dei progetti che siano concreti, perché la proposta... Accampora la tentazione di coinvolgere Bettina sul tema, ma non lo faccio perché... Può farlo, sì. Prego, continui. Le dicevo, la situazione è molto semplice, noi abbiamo delle persone che si fanno portatori dei diritti dei cittadini e sono le stesse persone che mettono l'IMU, le stesse persone che lo votano in Parlamento, le stesse persone che hanno fatto nascere Equitalia, governi di destra e di sinistra, le stesse persone che mentre ci chiedono riduzioni e ci mettono addizionali, ci prelevano addizionali provinciali e comunali dalla busta paga, sono le stesse persone che ordinano 400 nuove auto blu nella giornata di ieri, 20 miliardi di caccia bombardieri e alla gente che ogni giorno sputa il sangue chiedono dei sacrifici. Quindi quello che io dico semplicemente è questo. Abbiamo 10 miliardi di credito nei confronti dello Stato italiano, che bisogna essere sinceri, è uno Stato fallimentare, perché se la Sardegna oggi fosse indipendente sarebbe l'unica nazione del mondo a non avere un debito, perché noi vantiamo un credito. Quando ci raccontano che le strade, le case, le scuole ce le hanno regalate, ci raccontano delle menzogne. Ci raccontano delle menzogne perché quelle sono state fatte con i nostri soldi e il nostro sudore. Quindi quello che io dico semplicemente è questo. Prendiamo consapevolezza che riscuotendo noi i nostri tributi potremo in primis, subito la Regione potrebbe bloccare i 4 miliardi che tra INPS, Agenzia delle Entrate, eccetera, tutti i cittadini sardi e le imprese sarde hanno come debito nei confronti dello Stato, lo potrebbe bloccare subito. Noi abbiamo diversi consiglieri provinciali e comunali che in questi giorni discuteranno all'interno dei consigli un ordine del giorno che chiede semplicemente l'attuazione di alcune leggi che sono già esistenti e di chiedere al Consiglio regionale di prendere seriamente in ipotesi appunto di fare questa operazione per perlomeno bloccare, fare una moratoria e soprattutto portare avanti attraverso l'agenzia regionale una fiscalità più equa e più vicina ai cittadini e alle imprese. Grazie Accampora. Salvatore Accampora, noi ci abbiamo provato ad invitare anche il direttore regionale delle entrate, insomma, però è chiaro che poi in modo elegante l'invito è stato declinato. Quella di oggi sarebbe stata un'arena per un funzionario dello Stato che in fondo risponde anche a norme che non ha contribuito a scrivere ma che in Parlamento sono state scritte. Abbiamo sentito oggi senza demagogia la voce di una Sardegna che soffre, una Sardegna che voi conoscete bene. Come Progress può contribuire a dar voce davvero nelle stanze che contano a questa gente che oggi si lamenta e che soffre? Ma le stanze che contano sono le stanze nelle quali ciascuno di noi ogni giorno torna dal lavoro, bello, non me l'aspettavo, dalla giornata di fatica e chiunque torni... Complimenti!
quelle sono le stanze che contano, perché quello che dobbiamo invertire, la capriola che dovremmo far fare alla politica, che chiunque di noi sta oggi in questa sala e sta anche fuori, perché sono tantissimi, tutti quelli che hanno firmato, quelli che sono andati a protestare, quelli che hanno dato delle proposte, tutte queste persone che riescono nonostante tutto a portare avanti la propria famiglia. Cioè, chi può portare avanti la propria famiglia può governare il proprio paese, la propria comunità e la propria nazione. Quindi capovolgiamo questa cosa, perché per riallacciarmi a quello che diceva l'amico Giuseppe Carboni poco fa, parlavamo della questione della benzina. Cioè, una regione come la nostra, se avesse realmente a cuore gli interessi dei sardi e non quelli di altre persone, probabilmente, impugnerebbe immediatamente la legge alla Corte Costituzionale, la legge che permette alla Saras di pagare solamente 600 milioni, solamente 600 milioni di euro di accise di carburanti prodotti in Sardegna e pagare i restanti 3 miliardi nei depositi fiscali in Italia come se niente fosse. Qui produciamo 100 ma paghiamo solamente per quello che realmente consumiamo. Con un sistema di questo tipo, se realmente al posto di questa classe dirigente autonomista ci fossero delle persone con a cuore realmente il futuro nostro e dei nostri figli, la benzina costerebbe 1 euro in Sardegna, le Canarie lo fanno. Le Canarie la benzina costa 1,20 euro, con lo stesso identico principio. Dobbiamo iniziare a pensare che noi siamo i reali artefici di questa terra. Io condivido alcuni aspetti di quello che ho sentito, però io non credo che Gianfranco Fini possa decidere nella mia comunità di Lanusei, ad esempio, nella quale io mi impegno ogni giorno, perché a oltranza debbano andare avanti così le cose. Io ho deciso che se nevica, a Lanusei nevica, vi assicuro, a 1000 metri, e non c'è nessuno che spala la neve, io esco fuori e spalo la neve. Quello che voi e che noi facciamo ogni giorno, anche con questa protesta, non abbiamo avuto bisogno di nessuno per farci capire che il nostro futuro sta realmente lì. Quindi io vi invito a continuare su questa linea, e io continuerò, e Progress continuerà su questa linea. Vi invito a guardare il sito di Progress, che è progettoRepubblica.net, per farvi magari un'idea su questo di cui abbiamo parlato stasera, e il Fiocco Verde, fioccoverde.net, e soprattutto a dare fiducia nelle vostre comunità a tutte quelle persone che portano avanti a livello civico questi sentimenti. Voglio ricordare, ad esempio, nei 2 capoluoghi alla quali andremo alle amministrative in Sardegna, a Aristano Isnoa, con Pierluigi Annis, siamo in par condicio, però non mi mette in difficoltà. No, voglio semplicemente sottolineare questo. Diamo una fiducia a chi porta avanti le nostre battaglie. Grazie. Le regalo questo. Con grande piacere. Grazie. Allora, mentre io mi appunto il fiocco verde...